Le eccezionali piogge primaverili hanno messo a dura prova la rete idraulica di quasi 2000 km di canali gestita dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a dimostrazione che il corretto governo delle acque rimane impegno prioritario per garantire la sicurezza del territorio e trasformare l'acqua da minaccia in risorsa. È questo anche l'obiettivo dell'attività didattica promossa da Acque Risorgive, che ha coinvolto nell'anno scolastico da poco concluso oltre 400 studenti della scuola primaria e secondaria, con la collaborazione del Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua. Il valore dell'acqua, il valore dei fiumi, il valore delle risorgive, questi sono i temi che come Centro Civiltà dell'Acqua abbiamo affrontato per la didattica di tante scuole del territorio in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. E dunque il tema è stato proprio quello della riscoperta di tanti fiumi, di tanti corsi d'acqua che magari abbiamo dietro casa, abbiamo dietro le scuole e che ci vengono in mente solo quando ci sono le emergenze, le situazioni in cui di acqua ce n'è troppa o troppa poca. Investire sulle nuove generazioni è fondamentale per diffondere una nuova cultura ambientale fondata su un modello di sviluppo sostenibile del nostro territorio. Noi sappiamo che Madre Natura ci ha insegnato che da piccoli si diventa grandi ed ecco questa è la riprova che noi siamo assieme ai ragazzi delle scuole elementari per sensibilizzare e far capire cos'è la funzione dell'acqua. Acqua vuol dire vita, ma acqua vuol dire anche pericolo qualora non è governata come dovrebbe essere governata. Gli studenti hanno avuto modo di prendere parte a delle lezioni teoriche in classe, seguite da alcune visite guidate in oasi e parchi fluviali gestiti dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Queste sono le ex cave Villetta. È un'area che grazie alla riqualificazione messa in atto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha acquisito un ulteriore valore naturalistico. Era un'area già protetta a livello europeo, ma con questo intervento che è consistito nel riportare l'acqua all'interno delle cave per un progetto di fitodepurazione ha permesso di incrementare ulteriormente il numero di specie presenti, quindi sia vegetali che animali, e allo stesso tempo depurare l'acqua in modo naturale. Quindi è un esempio virtuoso di come si possa valorizzare un'area naturalistica e allo stesso tempo avere qualcosa che sia fruibile alle persone per vari motivi, per vari scopi, che possa rendere l'acqua più pulita e che possa, in caso estremo, anche essere utilizzata per la sicurezza idraulica e quindi come area di espansione temporanea delle piene.